Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. In aumento l'uso di crack tra i giovanissimi, una dose costa meno di un panino, il dato emerge dalla visita alla Commissione Antimafia a Messina. Catania, autista della MTS aggredito a calci e pugni da un passeggero. Scandalo Referti all'Aspo di Trapani, dopo 2 ispezioni, inchieste e i provvedimenti del governo in arrivo, il manager Croce resiste al suo posto e chiama in causa la regione. Sono 206 pazienti oncologici che hanno saputo in grave ritardo di essere malati. A Caltanissetta un giovane muore per pancreatite, avvenuto nel 2021, indagati per omicidio colposo 4 medici all'ospedale Sant'Elia. Sono 10 gli indagati tra i vertici di Caltacque e Ati Idrico, accusati a Caltanissetta di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. Lotta alla precarietà, sicurezza sul lavoro, l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti. La CGIL fa tappa a Palermo per ricordare il referendum di giugno. Calcio, a Catania tifosi galvanizzati alle vittorie nel derby contro il Messina. Domenica al Massimino ha atteso il pubblico delle grandi occasioni. Oltre 1000 i biglietti già venduti. Il crack, buonasera, si sta diffondendo rapidamente tra i giovanissimi. L'allarme viene dalla Commissione Antimafia che si è riunita a Messina. Una dose di droga, di questa micidiale droga, costa meno di un panino. Francesco Triolo. 2 anni fa una dose di crack costava 5 euro, oggi una dose di crack costa 2,50 euro. Un dato, un allarme che emerge dalla visita della Commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici a Messina, in prefettura, dove è proseguito il lavoro di mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Incontri con i vertici delle forze dell'ordine e con i sindaci dei 108 comuni, ed è emerso subito come la preoccupazione maggiore sia per l'aumento dell'utilizzo di droga, soprattutto crack, da parte di giovanissimi minori per i quali una dose di crack costa meno di un panino. Meno di un panino, non solo. Il rischio qual è? Che il crack non basta più una dose. Perché costa meno? Perché una dose si sballa, quindi dopo una dose ne serve la seconda, serve la terza, serve la quarta. Quindi se si riduce il costo del crack è più diffusa il numero di consumatori e che riguarda drammaticamente i ragazzi, i minori. L'aumento del traffico di droga porta al riciclaggio, soprattutto nel settore delle scommesse, ma anche nel circuito economico tradizionale, ha detto Cracolici, che poi ha evidenziato come in provincia di Messina circolino tantissime armi, segno di una mafia armata, ma che sceglie di essere sommersa. E la preoccupazione è che questa dimensione armata dell'organizzazione mafiosa può determinare una fase nella quale prima o poi quelle armi potrebbero essere utilizzate. Una vigilia davvero particolare, quella di oggi a Trapani, che già nel pomeriggio ha abbracciato i familiari di molte delle 1101 vittime della mafia in attesa della giornata di domani organizzata a Libera. Sentiamo Laura Spanò. Sentiremo fra un po' il servizio, intanto andiamo a Catania, c'è stata una ennesima aggressione al personale della MTS, un autista è stato preso a calci, pugni e colpito alla testa con uno zaino. I sindacati dicono troppi episodi di violenza, intervengano le istituzioni. Tonino De Mano. È stato spintonato, preso a calci e pugni ed infine colpito alla testa con uno zaino. Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un autista della MTS, finito in ospedale per una vile aggressione avvenuta al capolinea dei 2 obelischi. La vittima, trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, ha riportato una ferita alla testa per la quale sono stati necessari 3 punti di sutura. Un pestaggio in piena regola da parte di un passeggero che ripropone il problema della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Sono tante le aggressioni che ricevono periodicamente sia i conducenti sia gli operatori della stessa azienda pubblica locale del Comune di Catania. Abbiamo sollevato al sindaco di Catania con un problema di sicurezza su tutto il territorio catanese e in particolar modo per questa azienda. E preoccupa la situazione a Librino. Rinnoviamo l'appello a tutte le istituzioni, al prefetto, al sindaco di Catania, affinché si possano prendere i provvedimenti per mettere quantomeno in sicurezza questi lavoratori. Dopo le dimissioni dal Policlinico, ancora dolorante e comprensibilmente sotto shock, il conducente della MTS si è recato in caserma per sporgere denuncia.
Referti istologici in ritardo all'ASP di Trapani, dopo 2 ispezioni, 2 inchieste e provvedimenti del governo che sono in arrivo, il manager ancora resiste al suo posto. Sono intanto 206 pazienti oncologici che hanno saputo solo con grande ritardo di essere malati. Lorena Dolci. Lo scandalo dei referti in ritardo adesso è sul tavolo del ministro della Salute Schillaci, che si dice pronto a prendere provvedimenti. I suoi ispettori, accompagnati dai carabinieri dei NAS, sono già ripartiti con borse cariche di documenti. Fra questi anche la memoria di 9 pagine in cui il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, ripercorre la vicenda che ha portato alla luce oltre 3.000 referti istologici rimasti senza diagnosi, di cui 206 risultati positivi. 206 persone, cioè, che hanno scoperto con grave ritardo di avere un tumore. È il dato ufficiale emerso dal report della task force della regione. Croce resiste e non ci sta. Il passaggio più delicato della sua autodifesa è quello in cui tira in causa il governo regionale. C'è una PEC del luglio scorso in cui mette al corrente l'assessorato dell'enorme mole di arretrati, senza averne risposta. L'attuale manager, da giorni sotto pressione per lasciare l'incarico, non ci sta ad essere il capro espiatorio, ricordando tutti i tentativi di sopperire alla carenza cronica di anatomopatologi, i medici che analizzano i vetrini di campioni di tessuto. Solo 3 medici in servizio sui 9 previsti in pianta organica. Ma nell'appello ad altre aziende regionali per la stipula di convenzioni, nella richiesta di esternalizzare il servizio ottengono il risultato sperato. Così si arriva a ritardi di 8 e persino 9 mesi, con le diagnosi consegnate a pazienti già morti. Sul dirigente pende ormai l'ultimatum di Schifani: dimissioni subito o sospensione di 60 giorni da parte della regione. Uno scontro che è anche politico e vede il braccio di ferro tra i rispettivi partiti di riferimento, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La partita sull'ASP di Trapani, insomma, si gioca su più livelli. Il Tribunale di Caltanissetta ha ordinato l'imputazione coatta per 4 medici indagati per omicidio colposo in merito alla morte di un 26enne deceduto per una pancreatite nel pronto soccorso nel 2021. È il servizio di Rita Cinardi. Era giunto in pronto soccorso per una pancreatite per poi morire nelle ore successive. Da allora i genitori di Mirko Mattina, un giovane pizzaiolo nisseno di 26 anni, hanno portato avanti una battaglia legale per capire se ci fossero state o meno colpe da parte dei medici, cosa che aveva fatto scattare una denuncia e la successiva archiviazione. Adesso però il GIP del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha disposto l'imputazione coatta per 4 medici dell'ospedale Sant'Elia indagati per il decesso del giovane avvenuto il 27 dicembre del 2021. A seguito della denuncia sporta dal padre del giovane, il PM aveva iscritto nel registro degli indagati 9 persone, tra personale medico e paramedico, disponendo l'autopsia. Espletati gli accertamenti tecnici ripetibili, era stato disposto l'incidente probatorio con la nomina di un collegio peritale utile ad accertare le cause del decesso e le eventuali negligenze da parte degli indagati. Dopo il deposito delle perizie, il PM aveva formulato la richiesta di archiviazione, richiesta alla quale i genitori di Mirko si erano fermamente opposti. Le argomentazioni mosse dai legali della famiglia sono state pienamente condivise dal GIP Salvucci, il quale ha ordinato al PM l'imputazione coatta per 4 medici per i reati di omicidio colposo e cooperazione nel delitto colposo. Secondo quanto emerso in fase di indagini preliminari, si ravviserebbero nel loro operato il carente erroneo approccio diagnostico e soprattutto terapeutico, quest'ultimo pure colposamente tardivo. Sempre il GIP David Salvucci ha archiviato le posizioni di 4 medici e un infermiere, non ravvisando nei loro confronti alcun profilo di colpevolezza. Oltre 2 secoli di carcere in totale per 26 persone accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso e spaccio di droga. L'indagine un anno fa assestò un pesante colpo allo smercio di droga nei quartieri Sperone e Brancaccio di Palermo. E il Tribunale di Caltanissetta sono 10 gli indagati tra i vertici di Caltacco e Ati Idrico per le ipotesi di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale, e c'è la possibilità che in determinati periodi sia stata erogata perfino acqua inquinata. Sentiamo. Sono 10 gli indagati nell'indagine della Guardia di Finanza nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta coordinata dal procuratore capo Salvatore De Luca sulla gestione dell'emergenza idrica nel centro Sicilia. Per Caltacco è il legale rappresentante Antonio Gavira Sanchez e il direttore generale Andrea Gallè, oltre ad Antonino Butera, responsabile della depurazione, Massimo Chiarelli dell'ufficio tecnico e Alessandro Orlando, responsabile amministrativo. Per Lati invece sono indagati il presidente Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, il direttore generale Antonino Cullura, il responsabile tecnico Mario Denaro
Denaro e il responsabile amministrativo Sergio Scarciotta. Indagato a piede libero anche il presidente della società spagnola Aqualia, Alejandro Bunrad González. I reati contestati a vario titolo sono frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. A preoccupare i cittadini di Caltanissetta, dopo le notizie di ieri, è la possibilità che dai rubinetti possa essere stata erogata acqua inquinata. Nel 2023, infatti, una relazione dell'ARPA aveva certificato l'inquinamento ambientale causato da diversi impianti di depurazione. Nella notazione si attestava che tra i mesi di settembre e ottobre 2022, a seguito di alcuni controlli nei depuratori della provincia nissena, si riscontravano nella quasi totalità dei casi livelli di agenti inquinanti, tra cui azoto ammoniacale ed escherichia coli, che portavano a pensare che i reflui urbani finissero nella rete con minimi effetti di depurazione. Sulla frode delle forniture pubbliche, i PM si starebbero concentrando su un'ipotesi di malafede contrattuale da parte di Caltacqua nell'adempimento di quanto previsto dal contratto di affidamento idrico integrato nella provincia di Caltanissetta, che è stato sottoscritto nel 2006 e della successiva convenzione di gestione che regola i rapporti tra l'ATI e il gestore idrico. Passa da Palermo la campagna del segretario generale della CGIL Landini per il referendum dell'8 e 9 giugno promosso al sindacato. Nell'assemblea con i delegati Filea CGIL anche il tema della sicurezza sul lavoro. Lorena Dolci. Combattere la precarietà vuol dire basta all'uso sfrenato e senza vincoli dei contratti a termine. Il nostro referendum riporta il contratto a termine alla sua funzione, a dire che la forma normale di assunzione non è il termine, ma è quello a tempo indeterminato. Lotta alla precarietà, sicurezza sul lavoro, l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti, la responsabilità negli appalti. La CGIL fa tappa a Palermo per ricordare a lavoratrici e lavoratori i quesiti del referendum che si voterà l'8 e 9 giugno. Un voto, ricorda Landini, che permetterà di cancellare leggi sbagliate, ma anche una battaglia di democrazia, come la richiesta di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza per chiedere la cittadinanza italiana. Noi abbiamo milioni di persone che lavorano qui, che sono residenti qui, che pagano le tasse qui, che però non hanno la cittadinanza. Se noi raggiungiamo il quorum, dal giorno dopo 2,5 milioni di persone, che è già più di 5 anni che sono qui, hanno il diritto alla cittadinanza. E poi il tema della sicurezza sul lavoro, a cui sarà dedicata anche la giornata del 1 maggio. Solo negli ultimi giorni in Sicilia ci sono state 5 vittime. Quello che voglio dire a tutti i cittadini e le cittadine è che questo referendum non è un voto per questo o quel partito. Questo è un voto per estendere i diritti a tutti quelli che per vivere hanno bisogno di lavorare. Il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto oggi è stato a Palermo e ha parlato del tema anche dell'immigrazione. L'Europa, ha detto, sta facendo il possibile per evitare le stragi in mare. Marco Gullà. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha risposto alla domanda su cosa può fare l'Europa per evitare queste stragi. Nelle settimane scorse abbiamo approvato una comunicazione sul fronte dell'immigrazione, bisogna trovare il modo per rafforzare, così come è previsto anche i rapporti e i legami con i paesi terzi, per cercare di strutturare una politica che sia in grado di poter affrontare questo tema. Mi sembra comunque che i dati, questo non è di conforto assoluto, però è indicativo, nell'ultimo periodo si siano ridotti e questo penso che sia un segnale positivo che la strada che si sta perseguendo è quella giusta. Fitto è a Palermo e ha aperto i lavori del convegno Crescere in Europa, opportunità per lo sviluppo, organizzato dal Dipartimento della Programmazione a Villa Egea. Sulla difesa e il riarmo dell'Europa, il vicepresidente della Commissione europea risponde così. La possibilità di utilizzare le risorse della politica di coesione per la difesa sono collegate esclusivamente alla volontarietà degli Stati membri. Vale a dire, se un governo richiede di utilizzarlo, lo può fare. Questo dal punto di vista dell'immediatezza. In ogni caso, sul fronte degli investimenti della difesa, già le norme attuali consentirebbero, laddove è previsto l'uso duale, cioè militare e civile, di poter sul fronte dell'innovazione utilizzare queste risorse. Ma la scelta è rimessa alla valutazione degli Stati membri e quindi ogni governo deciderà se utilizzarlo o meno. Adesso una breve pausa, poi subito dopo parleremo di processionarie ma anche di Taormina Film Festival. A tra poco. Si avvicina la primavera e torna un nemico quasi invisibile. Stiamo parlando della processionaria. L'abbiamo trovata nel Parco Gandhi a Catania. Gli esperti mettono in guardia, bisogna fare attenzione, dicono, perché può provocare problemi alla salute. Tonino De Mana.
Con l'approssimarsi della primavera, oltre alle fastidiose allergie, torna un nemico quasi visibile ma estremamente pericoloso, la processionaria del pino. Si tratta di bruchi con peli urticanti che, oltre ad essere tossici, possono causare gravi problemi all'uomo e agli animali, in primis al cane. A Catania, dove la cura del verde non è certo impeccabile, la processionaria è ben visibile e rappresenta un serio pericolo. Siamo al Parco Gandhi, qui bisogna fare doppia attenzione perché alcuni grossi alberi rischiano di precipitare al suolo. Per non parlare dei rami potati ed abbandonati per terra, che però non stupiscono chi giornalmente frequenta il parco. Soprattutto la parte inferiore si trovano appunto questi rami che sono anni che sono stati potati ma non sono mai stati ritirati dalla... Si chiede mai il perché vengono potati e poi vengono lasciati lì? Guardi, non saprei dirglielo. Tornando alla processionaria, l'allarme arriva da Margherita Ferrante, direttore medico al Policlinico di Catania. Negli esseri umani provocare prurito, arrossamento, dermatiti, problemi respiratori, congiuntiviti, se i peli per esempio appunto finiscono negli occhi o attraverso lo sfregamento con le mani oppure attraverso l'aria, perché i peli possono distribuirsi, volare attraverso l'aria. Il periodo più rischioso è tra febbraio e maggio, quando le larve scendono dagli alberi per interrarsi. Considerato che alcuni nidi si trovano sopra un parco giochi, sarebbe opportuno un intervento immediato. A Taormina si lavora con anticipo alla 71esima edizione del Festival del Cinema, che quest'anno si svolgerà dal 10 al 14 giugno e alla cui direzione artistica torna dopo 8 anni Tiziana Rocca. L'abbiamo incontrata in anteprima per farci raccontare che festival sarà. Eva Spampinato. Fortemente motivata e pronta a riportare il Festival di Taormina ai fasti del glamour internazionale. Tiziana Rocca, la signora dei grandi eventi e delle pubbliche relazioni, torna dopo 8 anni alla direzione artistica del Festival del Cinema per l'edizione numero 71, in scena dal 10 al 14 giugno, e lo fa con l'inclinazione che la contraddistingue. Uno spirito, un'energia comunque battagliera di ricostruire un festival all'altezza di quello che merita Taormina. L'abbiamo incontrata in anteprima a Taormina perché la sua visione organizzativa sugli eventi la porta a soffermarsi su tutti i dettagli. Farò un festival nazional popolare, come è giusto che Taormina abbia, ma con un occhio ai contenuti importanti, perché quest'anno abbiamo rimesso il concorso, ci sarà quindi una giuria veramente di altissimo livello che selezionerà all'interno del concorso, diciamo, il film vincitore, la miglior attrice e il miglior attore protagonista. Il manifesto di quest'anno è un omaggio ai 25 anni del film Malena, la pellicola di Giuseppe Tornatore, che già era stato proprio al fianco della Rocca sul palco del Teatro Antico. I protagonisti, Tornatore e Monica Bellucci, saranno presenti a Taormina? Ma sai, oggi non posso anticipare nulla, però cercheremo di anticipare man mano le notizie, anche per dare la possibilità alle persone di organizzarsi, di venire, di partecipare quest'anno al festival. Il festival si articolerà in 3 sezioni: il concorso internazionale lungometraggi, i fuori concorso e gli eventi speciali al Teatro Antico. Con un occhio anche di riguardo ai film sul territorio siciliano, perché è importante. Obiettivo: riportare i giovani al festival e riempire il teatro ogni sera. Ristileremo assolutamente il campus dei giovani, che è molto importante. Io voglio anche ringraziare l'assessore Elvira Mata per la fiducia della direzione del festival di quest'anno e anche il direttore artistico del Taormina Arte, Gianna Fratta. Tante donne che collaborano e tante donne per fare grande Taormina e comunque portare il nome di Taormina nel mondo. Brevissima pausa, poi parleremo di calcio e dell'impegno che aspetta Catania domenica. A tra poco. Prima di passare al calcio, una notizia appena battuta dalle agenzie. Un uomo è stato aggredito da 2 cani a Gioiosa Mare, a casa di un amico, e adesso al Policlinico di Messina, ricoverato con la prognosi riservata, anche se non sembra in pericolo di vita. E adesso il calcio. Sale l'entusiasmo in casa Catania in vista della partita di domenica contro il Crotone. La prevendita ha superato già il migliaio di biglietti. Il successo di Messina ha galvanizzato l'ambiente, che ora guarda con più fiducia a una possibile rimonta in classifica per il miglior posto playoff. Francesco Triolo.
Assaporare il gusto dell'attesa. Da oggi si entra nel vivo del pre-partita di Catania-Crotone che domenica all'ora di pranzo al Massimino daranno vita ad un match playoff in piena regola. Due squadre che stanno attraversando uno dei momenti migliori della stagione. I calabresi hanno appena battuto la capolista Cerignola riaprendo il discorso terzo posto. Ma se i rossoblù hanno fatto bene in casa, 4 vittorie consecutive, nelle ultime 3 lontano dall'uscita, la squadra di Longo ne ha perse 2 e pareggiato l'ultima a Benevento. I rossazzurri invece, forti di 6 risultati utili consecutivi, hanno riacceso l'entusiasmo e adesso puntano proprio il quarto posto del Crotone che in caso di vittoria potrebbe accorciarsi ad una sola lunghezza. E proprio il pubblico sta rispondendo, 1 migliaio già i biglietti staccati in vista della gara contro il Crotone e ancora mancano 3 giorni. Sul fronte squadra toscano può sorridere, anche il derby di Messina ha confermato che può contare su più uomini a disposizione senza neanche la necessità di dover adattarne alcuni nei ruoli. Lunetta, match winner al Franco Scoglio, si conferma ad esempio un jolly prezioso, può giocare da trequartista ma anche alternarsi sulla corsia esterna con Anastasio. Ecco il dubbio maggiore probabilmente in vista della gara di domenica, anche perché Dal Monte ha confermato di essere ormai disponibile e pronto. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.